C'è tanta gente, quindi penso che aspetterò i prossimi giorni. Prima giornata di saldi e i principali negozi e centri commerciali del veneziano sono affollatissimi già all'apertura. Ma se qualcuno desiste e preferisce tornare con calma, magari anche rischiando di trovare meno articoli, c'è chi invece vuole rientrare con qualche busta piena. Io ho preso 2 magliette qui in negozio, qualche bermuda, qualche pantalone corto e diciamo che si risparmia abbastanza, anche 3 volte sul prezzo iniziale. Ma ho preso un po' di camicie, un po' di pantaloni. Hai trovato convenienza? Diciamo non molta. Perché? Perché secondo me i prezzi durante l'anno sono molto simili, non cambia molto. Scarpe, magliette, solite robe. Ha trovato convenienza? Sì. Tipo? Beh, metà prezzo, anche di meno, insomma. Ho portato la roba in macchina, perché sennò non so dove mettere. E ritorno un altro giro. Pantaloni, soprattutto. Anche intimo? Sì, anche intimo. Quindi, pensi di fare un altro giro, di tornare o sono finiti qui gli acquisti con i soldi? No, sono finiti qui, sì. Più o meno che cifra hai speso? 75 euro. Cifre sotto i 100 euro per molti, soprattutto a causa dell'aumento delle bollette scattato il 1° luglio. Ogni anno aumentano e il gas, e la luce e l'acqua. E sempre in questa stagione... In questo periodo c'è l'aumento dei gas, l'aumento della luce, senza guardare altre cose che non le vedi ma le trovi quando vai ad acquistare. Quello è quello che influisce di più su tutto l'andamento della famiglia alla fine anno. Bisogna vedere... Il potere d'acquisto comincia diciamo, a diminuire, quindi diminuendo il potere d'acquisto fa sì che neanche le grandi distribuzioni non hanno un lavoro diciamo così, è tutta una catena, è come il cane che si morde la coda, insomma. Ecco. Perché altrimenti magari qualche cosina in più ve lo sareste concesso. Certo, perché dopo sì, i soldi ci sono, compri qualcosa, altrimenti il vestiario e tutto si lascia stare e si fa sempre le cose più necessarie.